Allora, alla mia gioventù io sono nato in paese e quando sono nato in paese io sono andato a scuola in Ciavannaccia e andavamo a scuola a casa comune e c'era tre scuole. C'era la scuola di Ciughi, di Mezzane e di Maiù. Io sono stato in paese, sono nato 61, 62 e 63. Oh, voglio raccontarvi qualcosa, c'era stata un'unione, un paese, e innanzi a Caccianè non ce n'era mica. E ci hanno alimentato, era venuto l'elicottero e ci ha dato i boati di latte in striscia. E c'era l'anziano Umeri, c'era Gendarmeria innanzi in paese, c'era Gendarmeria. C'era un gendarmo che ha detto, ha distribuito, Umeri ha detto, sono io Umeri, sono io che faccio la distribuzione. Prima saranno i donne e i cittadini e dopo saranno le persone che non hanno bisogno. Voilà. E dopo, dopo la mia gioventù l'ho passata seriamente a 65-66. La mia gioventù qui in paese. Il più bello era quando ci riunivamo tutti, eravamo molti giovani, saremmo stati più di un'ottantina di giovani, eravamo tutti un monumento e non avevamo mica soldi per andare avanti. E aspettavamo a mezzanotte che per mica pagare l'entrata per andare avanti. E quando andavamo in avanti c'erano i vecchi, ci chiamavano, facevano i giovani, venite a bere un colpo, ma abbiamo interesse a tenere a caro, non ci volevamo mica fare i tonti, mica come ciò che si passava. Per me personalmente quando ero cittadino era meglio innanzi, vi dico la verità. Dopo tutto il mondo ha le sue opinioni, ma per me era meglio innanzi, c'era più rispetto, c'era più amore a fare. La gente si aiutava di più. Ma anche c'è qualche giorno che ricomincia a essere come noi, ma è dura perché c'è un po' di gioventù, malorosamente non hanno più le mentalità che ne abbiamo innanzi. Molte mentalità si perdono. No, ottimista, non c'è mica di pessimista. C'è molti giovani che io ho marcato qui, io vengo qui in canton, quindi a me c'è qualche giovane che si installano qui nel paese a provare a lavorare e a fare qualcosa, soprattutto a fare qui. Voilà, poi dopo i giovani, dopo tutto il mondo faccio la sua vita, faccio come devo. Io consiglio che do ai giovani che ripetessero un po' le cose degli anziani, un po' di cose dinanzi, perché si perde molto a fare. Voilà, è un messaggio che darei io a certi giovani. Dopo c'è molti giovani che sono stati avvezzi in paese come sono stato avvezzo io.